Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Dota 2. Come potete ben vedere ci troviamo all'interno di una nuova partita All Peak, una partita multiplayer. Questa volta ci troviamo proprio all'interno di una bella ranked. Allora, vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Siamo nei Dire e come potete notare la nostra squadra ha deciso già i ruoli più importanti, come per esempio la mid lane, ma soprattutto anche la safe lane. Allora, vediamo un pochettino. Il nostro Terrorblade ha deciso di andare in mid, accompagnato da Phoenix e Bloodseeker in top. Allora abbiamo bisogno di un bel support e anche di un bel jungler, ragazzi. Potrebbe essere utile un jungler. Allora io direi di prendere magari il nostro grande amico Enigma, perché è davvero un ottimo teamfight. Con la nostra Phoenix potremmo davvero realizzare ottime combo, ottime abilità in gruppo. Quindi vediamo un po'. Mirana offlane, credo, e il nostro Enigma vediamo di mandarlo in giungla. Allora il nostro grande spettro, lo spettro degli abissi, eccolo qui, vediamo di mandarlo immediatamente nella nostra giungla. Un bel anello del Basilius accompagnato da un'ottima chiarezza e sicuramente da un'ottima dose di fortuna. Allora, vediamo di andare. Mirana offlane, yes. Perfetto. Ecco la ward per Mirana. Vediamo se la può piazzare direttamente nel campo di neutrali al minuto 0, in modo tale da bloccare il campo di neutrali proprio qua sotto. Ma speriamo che riesca a farlo. Però intanto vediamo di capire cosa fare. Allora, mettiamoci proprio da questa parte. Allora, gli avversari hanno scelto diversi nuker. Vediamo un po'. Abbiamo Nyx Assassin, Medusa come carry principale di questa partita. Va bene, Medusa è un carry davvero molto particolare. L'ho usato poche volte, però se usato bene davvero è molto pericoloso per l'occhio di Skadi, anche per la sua abilità che la rende un po' tancosa, diciamo, un pochettino più resistente, lo scudo che assorbe. Quindi forse un bel teamfight come Enigma potrebbe andare bene, combinato alle abilità di Phoenix, ma anche a quelle di Terrorblade. Forse avremo l'opportunità di renderci molto utili. Intanto eccoci qui, vediamo di completare un ottimo assetto con i nostri omettini. Il microfono mettiamolo bene, grandioso. Allora, vediamo un po'. Mid troviamo Pudge. Attenzione amico mio, cerca di stare un po' più attento del solito, perché Pudge è molto pericoloso. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Iniziamo il nostro combattimento. Davvero ragazzi, raramente ho visto Terrorblade in mid. In questi ultimi mesi davvero si sta usando molto di più Terrorblade, nonostante sia un ottimo carry. Però mid non l'ho mai visto. Vediamo un pochettino come se la caverà. Tanto il solito Pudge. Vediamo con l'uncino, addirittura mi sembra modificato. Vediamo un po'. No, un Pudge abbastanza semplice, senza nessuna skin. Allora, vediamo di procedere verso il campo di creep numero 1. Eccolo qua. Vediamo un pochettino. Raccogliamo tutto quello che possiamo. Ormai la chiarezza è terminata. Cercheremo di convertire il creep più inutile. Ok. Grandioso. Allora, certamente giocando Enigma intendo completare al più presto, ragazzi, sia l'anello dell'anima che gli scarponi base, ma ovviamente il nostro pugnale del baleno, il quale ci fornirà ottime possibilità di engage, quindi di ingaggio, nel mid game. E se riesco a farlo entro i 15 minuti anche nell'early game. Vediamo un pochettino se possiamo uccidere anche questi altri neutrali. Adesso andremo a dare una mano magari in top. Ok, Bloodseeker perfetto, sta iniziando a farmare. Attenzione a Windrunner, perché come offlaner è davvero molto particolare, anche molto duro da buttare giù per le sue possibilità di fuga. Attenzione, intanto stiamo raccogliendo altro mana per la nostra conversione demoniaca. Eccoci arrivati. Grandioso. Vediamo un pochettino se possiamo salire verso sopra. Saliamo questi belli scalini. Vediamo un po'. Attenzione, combattono i due. Vediamo un pochettino Phoenix quello che riesce a fare. Eccola, 1 contro 1, ma non credo che ce la faccia la Windrunner a gettarla a terra. Infatti è costretta a fuggire. Ottimo lavoro. Vediamo se possiamo continuare a raccogliere monetine. Benissimo. Ok, a quanto pare vogliono che il campo di creep qui in alto rimanga abbastanza tranquillo, magari per pullare, quindi allontaniamoci un attimino. Vediamo di arrivare direttamente al campo più interessante. Eccolo qui, vediamo adesso di sdoppiarlo, ragazzi, per facilitarci il lavoro magari più avanti. Eccolo, per avere magari più carne da utilizzare per farmare. Va bene. Vediamo se la nostra amica fa qualcosa di interessante. Quanto manca il nostro anello? Ben 100 monete. Ok, Bloodseeker per adesso è ben fermo
in lane. Vediamo se possiamo dargli una mano per adesso che non abbiamo possibilità di utilizzare le nostre skill. Perfetto. Vediamo di andare un attimino da questa parte. Cerchiamo di fare un po' di esperienza in questo attimo. Ok, intanto cerchiamo di negare più creep possibili. Ottimo lavoro. Scusami amico se sono passato da questa parte con un po' di fretta, però dovevo farlo. Ok, eccoci arrivati. Mi sa che possiamo tentare l'attacco nei riguardi della Windrunner. Tanto vediamo di fare un bel giretto. I will stun her. Credo che abbia appunto una sorta di ward da queste parti. Vediamo se è vero. Probabilmente sì, l'avrà piazzata in questa zona, come ovviamente si fa quando si ritrova Darkseer dalle altre parti. Eccoci qua. Allora, siamo arrivati alle 900 monetine. Compriamo il nostro anello dell'anima. Eccolo qui. Allora, vediamo se possiamo completare questo bel campo di creep. Intanto attenzione in mid, guardate un pochettino quanti avversari. C'è Page, addirittura anche Rubik. Mamma mia, grandi avversari. Infatti Rubik ci sta a pennello in questa partita. Speriamo di non farci rubare il buco nero, altrimenti arriveremo in un bel ci cacceremo in un bel guaio. Tanto la nostra amica lasciamola farmare. Ok, perfetto. Ah, non vede più Page, sta salendo verso sopra. Non ho mana. I have no mana, Phoenix, I have no mana. Però sta arrivando il nostro anello. Eccolo qua, lo sapevo io. Ecco che Page becca Phoenix direttamente col suo uncino e la porta dall'altra parte. Maledizione. Vediamo di stare un pochettino più attenti. Ok, cerchiamo di continuare a farmare. Page non ci ha visto e ritorna in mid. Allora, vediamo un po'. Acquistiamo i nostri stivali al più presto. Tanto stiamo cercando di modellare il nostro grande enigma sotto la forma ovviamente dell'iniziatore. Abbiamo già Phoenix come support. Vediamo cosa si sta facendo. Credo che si farà il meccanismo al più presto. Speriamo ragazzi. Ok, ecco qua i nostri grandi golem. Vediamo un po'. Attenzione Terror Blade, lo vedo un po' in difficoltà. Vediamo, la bottiglia già l'ha completata. Attenzione, me l'ero dimenticato. Attenzione. Scarponi. E adesso possiamo gankare. Vediamo un pochettino. Iniziamo. Facciamoci portare anche un bel tango. Anzi no, la vita la recupereremo più avanti. Ottimo lavoro. Lo Seeker riesce a far fuori Windrunner magari con la sua ultimate, con lo squarcio. Ok, possiamo procedere verso questa zona. Credo di ultimare la nostra conversione demoniaca. Va bene. Ecco il nostro grande corrierino. Guardate che figo. Corriere standard per adesso. Ok, vediamo di posizionare il nostro anello dell'anima sul tasto del mouse. Eccolo qui, così siamo più tranquilli. Allora, adesso lanciamoci ragazzi proprio nel nostro pugnale del baleno. Vediamo di raggiungere la somma di 2100 monetine. Attenzione, viene Terror Blade catturato dal nostro Page in maniera molto rapida. Ok, vediamo se riusciamo a far fuori anche gli ultimi creep del campo neutrali semplice. Ok, deve esserci appunto la nostra Windrunner. Aiutiamo la nostra squadra comprando il corriere volante e magari anche qualche bella ward. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta a convertire i nostri creep. Questo lo lasciamo un attimino indietro. Attenzione che Windrunner da queste parti. Attenzione, viene stunnata immediatamente. Vediamo se siamo riusciti a fare del nostro meglio. Probabilmente sì. Eccola, bloccata direttamente da Bloodseeker. Grande e ottimo lavoro da parte del nostro enigma. Allora, torniamo un attimo in base ragazzi. Facciamo scorta di cibo. Ovviamente recuperiamo la nostra vita e il nostro mana. E daremo una mano sotto magari alla nostra Medusa che è in difficoltà, alla nostra Mirana che è in difficoltà. Medusa sta farmando alla mano di Mida già. Siamo al 7° minuto. Se la sta cavando molto bene. Ok, I will come. Ok, vediamo ragazzi, anche se è un po' errato da parte mia scendere sotto in queste circostanze. Magari vorrei completare il buco nero al più presto, magari ottenere il 6° livello. Però ha sicuramente bisogno di aiuto. Vediamo di dare una mano alla nostra grande amica. Eccola, vediamo se riusciamo a colpirla. Ecco una freccia da parte della nostra ragazzona, ma purtroppo non riesce a beccarla. Non importa, posizioniamo una ward sul fiume per avere più visuale e cerchiamo di dare un po' di fastidio. Enigma è arrivato ed è pronto quindi a rompere un po' le scatole anche agli avversari. Sempre con completa tranquillità. Ah, c'è una bella trilane qui. È un po' in difficoltà Mirana. Hai ragione amica mia, sono 3 contro 1. Attenzione, vediamo se riusciamo a offrire un po' di supporto alla nostra grande amica.
Attenzione, le nostre grandi marionette demoniache. Eccole qua. Diamo un po' di fastidio alla torre. Attenzione, Rubik da quella parte. Viene colpita immediatamente Medusa 2 volte. Eccola, attenzione dall'altra parte. Uccisa dalla mano di Enigma. La mano del demone colpisce Medusa proprio in testa dopo un ottimo stun, dopo un ottimo maleficio. E adesso il buco nero viene assunto come abilità fondamentale. Intanto Pudge is coming, guys. Attenzione che Pudge arriva dalla foresta di Bosco Tetro, ragazzi. Back Mirana, back. Ibnomana. Cerchiamo di tornare indietro, ragazzi. Allora, io maledizione, potevo prendere una pergamena, che me la sono data a gambe perché Pudge è davvero molto pericoloso. Intanto il pugnale del baleno lo mettiamo nella nostra lista dei desideri. Vediamo un po' se possiamo sdoppiare. No, non ce la facciamo. Andiamo un attimo mid. Coming mid. Speriamo, ragazzi, di prendere Pudge proprio alla sprovvista. Ok, I'm coming. Grandioso. Dai, nascondimi. Forse farò il buco nero, ragazzi. Pudge, maledetto, ci ha visto. Dai, che ce la facciamo. Ole! Attenzione, il nostro Pudge beccato a tutta forza. E Terror Blade riesce a ottenere un'ottima uccisione da manuale. Mamma mia. Vediamo se possiamo salire verso il nostro monte principale, la nostra grande giungla. Eccoci qua, entriamo nella nostra foresta di Bosco Tetro. Mamma mia, ragazzi, che ansia. Intanto il nostro Bloodseeker riesce a completare un'ottima uccisione nei riguardi di Medusa. Perfetto. La mano di Mida adesso la potrà gettare nel cestino perché non gli servirà più. No, ovviamente è morta esclusivamente 2 volte, quindi ancora l'ultimo mettino. Cioè ancora ha ottime possibilità di farm, anche ottime possibilità di ripresa, di recupero, però certamente un po' in difficoltà. Attenzione sto centauro che me ne ero dimenticato. Non potevo, cioè, per evitare che il centauro stunni bisogna non far entrare nel raggio d'azione più di 3 unità, se non sbaglio. Una pergamena, veloci, una pergamena. Vediamo di andare sotto al più presto. Ok, altri omettini. Eccoli qua. Bloodseeker, be careful. Andiamo di metterlo in allerta, ragazzi. Sull'attenti, perché sicuramente ha 4 avversari contro. Non ne vedo nessuno sopra. Ecco, infatti Enigma, go, push. Top. Probabilmente sì. Un po'. Sì, infatti. Andiamo top. Ok, I'm coming. Vediamo di andare direttamente verso i nostri creep. Diamogli una mano. E vorrei andare anche sotto. Sì, infatti pushiamo, hai ragione, amico mio. Convertiamo la catapulta in creep alleati. Eccoli qui. Grandioso. Wow, guardate sotto quello che ritroviamo. Mamma mia, un teamfight proprio diretto nei riguardi della nostra torre. Ma ce la stiamo cavando bene. Quasi 15 minuti e abbiamo il pugnale del baleno. Purtroppo Medusa riesce a uccidere, maledizione, Bloodseeker. Vediamo se riusciamo a distruggere la torre. Sarebbe davvero un'ottima mossa da parte del team Radiant. Dire, maledizione. Vediamo un po'. Ottimo lavoro. Avanti, pushiamo alla grande. Più pushiamo meglio è, ragazzi. Avanti anche quest'ultimo creep a distanza. Ok, tutto il team nemico è sotto. Quindi sicuramente possiamo tentare l'attacco anche alla seconda torre. Ecco che arriva Pudge con l'uncino. Attenzione, ragazzi. Ok, stop this action. Scombot. Vediamo se possiamo, ragazzi, andare tutti bot. Attenzione, vediamo un pochettino. Intanto inizierei a pushare, a farmare in giungla per completare il pugnale del baleno. E dopo andremo direttamente in bot. Questo maledetto è rimasto qui. Adesso probabilmente Terror Blade lo dovrà uccidere. Vediamo di ultimare il nostro pugnale del baleno. E là, eccola qui. Attenzione. Perfetto, cerchiamo di procedere in avanti. Concentrazione massima, ragazzi. Quanto manca? 25 monete circa, se non erro. Ok. Devo finire il pugnale del baleno. Meno male che il nostro team riesce a far fuori anche Medusa come si deve. Benissimo, sta arrivando il nostro grande pugnalino per volare nella mappa. Ottimo lavoro. Completiamo anche il nostro maleficio. Ok, 4 secondi. Arriviamo immediatamente in mid. Ok, mi spiace, ma dobbiamo proteggere la nostra torre. Ok, attenzione a Nyx Assassin da queste parti. Potrebbe anche essere invisibile. Vediamo un po'. Ok, procediamo. Vediamo di pushare anche questa bella torre. Ok. Phoenix sta facendo il mechanism. Vediamo un po'. Phoenix, are you gonna do mechanism?
Purtroppo ho sbagliato io adesso, ragazzi. Dovevo aiutare il mio team. Quella era solo un'illusione di Pudge. Vediamo se possiamo dare una mano. Scendiamo al più presto sotto. Ok. Andiamo. Attenzione! Il volo di Phoenix bloccato da Rubik. Ecco che arriva Enigma dall'altra parte. Vediamo se riesce a ottenere il controllo diretto di questo teamfight. Forse un po' in ritardo. Eccoci arrivati. Attenzione, eccolo Enigma che arriva dall'altra parte. Vediamo se possiamo far qualcosa. Black Hole ready. Vediamo un po'. Ho sbagliato io, ragazzi. Sono arrivato un po' in ritardo, ma volevo il baleno. Intanto vediamo di arrivare al nostro negozio segreto. Allora, compriamo immediatamente la cintura della forza. Completiamo il nostro il nostro grande i nostri grandi scarponi della potenza. Dovevo comprare 2 pergamene, maledizione. Intanto eccoci qui in basso. Che è arrivato? È arrivata Phoenix. Seguiamola. Attenzione anche Bloodseeker. Quanta vita ha? Non ne ha molta. Attenzione, Phoenix. Phoenix. No, niente buco nero. Niente buco. L'avevo quasi preparato, ragazzi. Meno male che è riuscita a salvarsi la nostra grande Fenice. Ecco, arriva anche Mirana da questa parte. Ok. Black Hole ready. Black Hole ready. Terror Blade combo. Attenzione, beccato. Vediamo se possiamo farlo fuori. Attenzione, ragazzi, attenzione. Vediamo di farlo a pezzettini. La nostra Phoenix non riesce. Non volevo fare il buco nero, maledizione. Forse siamo costretti a farlo. Maledizione. Mi sono trovato un po' impacciato. Vediamo se possiamo fuggire. Quanto dura ancora l'invisibilità? Ce n'è un po' di invisibilità, amica mia. Ok. Non volevo sprecarlo, ragazzi. Uno per uno. Va bene. Adesso che abbiamo il nostro Bloodseeker possiamo farcela. Allora, eccoci. Vediamo se la nostra Mirana intende gettare una bella freccia nell'oscurità. Convertiamo la nostra catapulta. Ok. Sono proprio laggiù. Eccola. No! Maledizione, potevamo beccare Rubik. Tanto Bloodseeker sente il sangue, lo annusa, ragazzi. Un cane da tartufo. Eccolo, attenzione, squarcio diretto. Vediamo dov'è il nostro grande Enigma. Ole! Attenzione, beccato. Forse abbiamo esagerato un po', però Bloodseeker riesce a ottenere un'ottima doppia uccisione. I guanti della rapidità adesso vedremo di ottenerli. Un altro punto in più per la nostra skill. Ok. Vabbè, li faremo portare dal nostro corriere in compagnia di ottime ward. E anche di... Va bene, per adesso solo ward normali. Poi magari per il The Ward ci penseremo più avanti. Ok, attenzione. Ho paura un po' di Pudge, ragazzi. Siamo... No. Che ha rubato. Meno male, ha rubato la nostra trasformazione demoniaca. Ok. Per lo squarcio ancora 30 secondi. Benissimo. Vediamo un po'. Ottimo, completati i nostri scarponi. Adesso ci lanceremo nella ricetta del bastone del Re Nero, ragazzi, per essere immuni a particolari stun come Windrunner, Rubik. Vediamo chi c'è qua in basso. Attenzione, Pudge, ancora a nord della nostra posizione. Eccolo qui. Tanto Bloodseeker sta farmando. Terror Blade, che oggetti ha? Lo sapevo, ho guardato un attimo e sono morto. Maledizione. Avete visto? Ho guardato un attimo Terror Blade e sono morto. Vabbè, non ci voleva. Però brutta questa mossa. Attenzione, Mirana arriva direttamente con le sue frecce. Medusa colpisce. Il nostro Rubik perde quasi tutta la sua vita. Arriva come un fulmine. Phoenix si trasforma in sole. Vediamo se riesce a catapultarsi a terra al più presto. Mamma mia, l'esplosione non ricopre tutto il raggio d'azione della nostra Medusa, che viene inseguita da una freccia e schivata con molta fortuna perché non se l'aspettava. Attenzione, la colpa però è stata mia perché mi sono fatto beccare da Pudge come un bamboccio. Però ci siamo fatti recuperare qualche punto. Vediamo se possiamo tornare in mid. Abbiamo ancora il buco nero in ricarica. Eccolo che arriva Pudge diretto. Mamma mia. Solo tentato una fuga. Ok, la rapidità è pronta. Ok, posizioniamo una ward per gli antichi. Ecco qua. In modo tale da capire quando il carry nemico, ovvero Medusa, vada appunto a farli. Vediamo un pochettino se possiamo continuare. Allora, eccoci, Pudge deve essere appunto da queste parti. Vediamo se Phoenix col suo grande raggio d'azione può darci la visuale. Ecco Nyx Assassin. Vediamo se possiamo prenderlo, acciuffarlo, ragazzi. Distrugge una ward, eccolo che arriva. Nyx Assassin, maledizione. Volevo stunnarlo ma non ci sono arrivato. Infatti volevo comprare qualche bella ward sentinella, anche per essere un pochettino più competitivo contro questo PG, questo campione.
Va bene. Invisibility. Invisibilità per la nostra amica. Ci deve essere però Nyx che gira qui davvero come un topo invisibile. Attenzione, Rubik blocca. Mamma mia quanta vita che gli abbiamo tolto. Ancora Pudge, eccolo con la sua non mi ricordo come si chiama questa abilità di Pudge. Smembramento, eccolo qui. Attenzione, Elise della nostra grande Mirana. Eccola. Purtroppo non abbiamo molta vita. Intanto arriva Terror Blade dalla giungla. Esce davvero come un cannone. Vuole ottenere la vittoria. Ed ecco che colpisce Medusa. Attenzione, stunnata. Volgiamo le spalle alla nostra amica. Pudge la porta con sé. Mamma mia. Vediamo un pochettino se siamo riusciti a prenderla. Bloodseeker con lo squarcio la mette al tappeto. Attenzione, ecco che Phoenix colpita. Purtroppo non abbiamo neanche le ward. Maledizione, solo io compro le ward. Purtroppo il nostro team non è incentrato molto sulla collaborazione di squadra. Infatti Phoenix sta facendo il mechanism. Ok, rimangio quello che ho detto. Però le ward davvero non le ha comprate. Abbiamo fatto solo 60 last hit circa. Però con l'uccisione e i 6 assist ce la stiamo cavando bene. I have got black hole. We will engage. Attenzione, prendiamoci anche sentinella nel caso Nyx dovesse tentare di squagliarsela. Eccoci qui. Voi pushate ragazzi alla grande. Smembriamo la giungla. Eccoli. 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 Oh! Attenzione! Nyx Assassin nella freccia della nostra amica. Wey, calma amici miei. Vediamo un po'. Torniamo indietro. Sì, andiamocene via, avete ragione ragazzi. Perché morire questa foresta avversaria? Altra ward qui. Qui. Vediamo se con il The Ward ci siamo. Non c'è nulla. Va bene. Allora, il Re Nero. Farma amico mio, tranquillo. We should attack bottom tower. Vediamo se possiamo andare ragazzi. Arrivare. Eccoci arrivare. Ecco Enigma, lo stun. Mamma mia, siamo riusciti a beccarla. Ottimo colpo, purtroppo l'ho presa io. L'avrei dovuta lasciare ai nostri amici. Però va bene, un punto in più, un mattoncino in più per il nostro bastone del Re Nero. Non abbiamo una dannata pergamena. Vediamo di prenderla. Attenzione, queste dannate frecce. Eccola, ci deve essere Nyx da queste parti. E partiamo con un black hole. Colpiamo tutta la squadra avversaria. La nostra Phoenix va in avanti a tutta forza. Si trasforma addirittura in una supernova e tenta l'attacco diretto nei riguardi del team nemico, che è stato fatto a pezzi proprio dalla nostra grande abilità. Ci ha fatto male questa. Allora, torniamo un attimo indietro. Ok. Vediamo di arrivare direttamente da questa parte. Mi piacciono queste partite classificate perché sono più competitive delle altre, ovvero i giocatori pensano prima di agire e soprattutto vi è molta più competizione. Almeno si combatte per qualcosa, avere un rank più alto all'interno delle prossime partite. Niente ward nemiche. Va bene. Cosa sta arrivando? Ah ok, prendiamo 2 pergamene. Intanto sdoppiamo gli antichi. Non ci sono. Andiamo in base. Ok. Bene, allora la partita sta procedendo abbastanza bene. Dopo un attimino di stallo durante le prime fasi del gioco, adesso stiamo recuperando molto. Abbiamo ottenuto 6 kill in più. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ben 8 assist. La nostra attività di support iniziatore la stiamo svolgendo davvero molto bene. Questo anello del Basilius direi di venderlo, visto che non dobbiamo fare l'offerta di Vladimir, proprio perché non abbiamo le possibilità di farlo. Meglio il bastone del Re Nero. Ok, ritorniamo mid. Diamo un'occhiata. Non direi di fare Roshan ragazzi. Cerchiamo di non svegliare il cane che dorme e di non tentare la sorte che ci è avversa, perché tentare Roshan in questo attimo sarebbe molto pericoloso. Attenzione, intanto lo stun non va per appena 1 millimetro. L'avrebbe stunnata per 5 secondi ragazzi. Tanto torniamo da questa parte. Comprei una polvere dell'apparizione. No, meglio di no. Beh, volete fare per forza Roshan? Io il buco nero non ce l'ho però, maledizione. Black hole is not ready. If you want to try. Attenzione, eccoli qua sotto. Nyx. C'è Nyx. Nyx Assassin is here. Nyx Assassin is here. Meno male che ho piazzato la sentinella ragazzi. Meno male. No, qua ci serve un'altra sentinella, tutta forza. Ok, attenzione, vediamo un po' l'inganno. Eccoci. Ward nemica. Meno male, sentinelle quanto sono importanti ragazzi. Qui c'è addirittura un'altra senti nemica. Meno male.
Vogliamo ingaggiare, attenzione, parte l'engage della squadra Dire. Vediamo un pochettino. C'è una sentinella però qui, c'è una sentinella. Noi abbiamo bloccato Windrunner, ce l'abbiamo con lei. Vediamo un pochettino, parte lo squarcio diretto nei riguardi del nostro Nyx Assassin, che tenta la fuga ma viene ucciso dalla nostra amica. Page scappa direttamente come un codardo, va via ed è costretto finalmente a tornare in base. 2 nemici fatti fuori grazie a un fumo del raggiro inteso come ultimate, infatti intesa come appunto l'ultimate Mirana. E adesso dovremmo fare Roshan. Let's go to Roshan. Ok, let's do Roshan now. Vediamo di farlo, ragazzi, e di eliminarlo. Vabbè, 23 minuti di partita, molto animata. Ok, l'avevo vista che era da queste parti. Eliminiamola. Va bene. Credo che copra un'area abbastanza grande questa nostra ward messa qui. Ok, ecco Roshan. Vediamo di eliminarlo al più presto. Che cosa c'è? Cosa sono tutti questi ping sulla mappa? Vediamo di farla a pezzi. Chi lo può prendere? Chi la può prendere l'Egidia? Il nostro Blood. Una bella caricata di mechanism. Ottimo lavoro. Perfetto, vorrei andare bot però, ragazzi. Magari se riuscissi ad eliminare quelle 2 wave avremmo la possibilità di pushare mid e anche top. Ma se voi volete. Infatti quanta vita ha la nostra torre in bot? No, io vado bot, ragazzi. Devo andare bot necessariamente. Eliminiamoli, facciamo piazza pulita e iniziamo a pushare verso l'altra torre. Wait for me, guys. I have black hole. Wait for a moment. Vediamo un pochettino, ragazzi, di attendere. Ok, eliminiamoli. Il nostro grande amico è pronto. Allora, le sentinelle ce le abbiamo. Stiamo continuando a pushare. Era davvero molto che non giocavo Enigma, credo davvero un paio di settimane. Però davvero è sempre molto piacevole giocare un personaggio interessante come questo. Diamocela a gambe però adesso, perché gli avversari stanno arrivando. Ci hanno proprio preso di mira. Non abbiamo molti last hit, però come iniziatore credo che possa andare bene. Sì, le ward sono necessariamente importanti. My wave advances. I propagate forward. As you suggest. Andiamo a mettere le ward nella loro giungla, ragazzi, per capire appunto la tattica dei nostri carry nemici. Devo essere molto rapido magari col pugnale del baleno, perché potrebbero esserci degli avversari qui nei dintorni. Invece no. Approfittiamone. Vediamo se i nostri omettini riescono a ottenere qualche soldino. Manca poco alla ricetta. Abbiamo comprato anche il martello di Mithril. Ok, Black Hole ready. I am ready. We can destroy them. Facciamo. Dai, forse ce la facciamo, ragazzi. Have you got ultimate, Mirana? Vediamo se ce l'ha. Vediamo, eccoli, eccoli, eccoli. Eccoci, eccoci. Ci hanno visto. Ecco. No, la sfera di Link. Chi lo sapeva? Non ho guardato. Ehi, attenzione, amico bello. Vediamo un pochettino se possiamo procedere. Il nostro page, non voglio sprecare il buco nero. Oh, attenzione, ci deve essere il nostro Nyx. Ci deve essere il nostro Nyx. Utilizziamo il nostro buco nero alla grande. Bloccati gli avversari. Vediamo se possiamo beccare anche Medusa. Ottimo lavoro da parte della squadra Dire. Ancora una volta beccati in pieno gli avversari. Vediamo di demolire la torre. Purtroppo i creep sono molto indietro. Ecco perché bisogna prima pushare e dopo ingaggiare. Però purtroppo l'occasione era d'oro. Non potevamo gettarla in un cestino. Abbiamo dovuto necessariamente attaccare. Allora, vediamo di convertire un creep e distruggiamo la torre. Bene. Finalmente il nostro Blacking Bar completato. Grande Bloodseeker. Quelle lame ce l'avevo anche io. Una volta le avevo sbloccate nel Frostivus 2012. Le avevo sbloccate. Attenzione, Nyx. Ha portato qualche regalino il nostro corriere. Ancora no. Ehi, dove vuole andare il nostro caro Rubik? La nostra Fenice coglie la palla al balzo e ovviamente lo incendia. Vediamo un po'. Dai ragazzi, continuate a pushare. Attenzione alla freccia. Attenzione, la nostra Fenice mi sa che muore se non attiva il mechanism. Invece sì, ce l'ha. Benissimo. Non ci sono neutrali. Vabbè.
Eccoci, eccoci. No, no, io direi di ritirarci, ragazzi. Basta, basta, basta. Come back, come back. Maledizione, lo sapevo io. Meno male questo Nyx è semicieco. L'ha mancata davvero di 10 metri. Eccolo, eccolo. Sarebbe davvero fantastico applicare prima la mossa che avete visto appena adesso, questo cerchio dell'oblio. Poi il buco nero davvero toglierebbe tantissimo l'intera combo a livello di HP. Però è anche molto complicato. Completiamo il nostro processo di distruzione. Eccoci qui. Avanti. Ueih, la nostra bellina qui. Che vuoi fare con quel serpentello? Stai calma. Allora, vediamo di attaccare. Ole, benissimo. Sta arrivando anche il nostro Black King Bar. Io direi di tornare un attimino indietro però, Black King Bar. Black King Bar. Serve the void. Come back, come back. Torniamo indietro. Allora, in questo caso con Enigma la situazione è appunto molto variabile, perché potremmo decidere di completare il mechanism, ma abbiamo visto che c'è la Fenice, quindi necessariamente dovremmo fare la nostra falce divise. Potrebbe essere utile per silenziare qualche personaggio sgradevole, ma visto che tutti gli avversari che abbiamo di fronte sono molto squishy, quindi molto deboli, fragili, io direi di iniziare a realizzare la Radiance, anche se non credo, anche appunto non credo che riusciremo a farla con questo poco tempo che abbiamo a disposizione. Vediamo un po' con questo poco farm. Però già aver completato questi oggetti va più che bene. Il nostro Enigma ha già completato il set, a mio parere, in questa partita appunto odierna. Vediamo un po'. Sicuramente qui la reliquia sacra costa parecchio. Lanciamoci quindi nell'acquisto di ward a livello di sentry e anche qualche bella ward sentinella. Guardate qua come ci distruggono la giungla questi maledetti. We fight. Serve the void. Ole. Allora, continuiamo a pushare top, perché sicuramente dobbiamo ripulire questa zona, perché non possiamo rischiare che la torre top venga distrutta da questi umili creep. Benissimo. Intanto la nostra squadra sta pushando sotto. Nonostante tutto Mirana sia ancora in giungla a farmare. Guys, come back, wait for us, wait for us. Come back, please, come back. Vediamo se... Perfetto, l'hanno capito, meno male. Mi piace giocare queste partite classificate. Mi ricordo tanto tempo fa giocavo con ovviamente le partite all pick come era solito, però non vi era molta collaborazione. Invece in queste squadre proprio si incontrano giocatori molto abili. Forse anche il mio livello di ricerca partita, però avversari davvero molto avversari e anche alleati molto validi a vicenda. Quindi davvero il divertimento è massimo. Non vi sono persone che lasciano le partite, tranne alcuni casi di connessione, problemi di lag, roba del genere. Però nella maggior parte dei casi davvero non ci sono problemi. Allora, mettiamo una bella ward qui nel caso Page volesse contrattaccare, tanto per precauzione. Allora, Yes. morta. Fresh mate. Reality is illusion. Crushing void. Dai, esplodi. Bene, io sono morto, però voi siete riusciti ad eliminarli tutti. Io non spero, vediamo un pochettino. Sì, ce l'avete fatta. Se Mirana riesce a stunnare l'amico qui. No, purtroppo no. Va bene, ce l'avete fatta però. Abbiamo fatto fuori ben 3 avversari. Sono morto solo io perché la torre ha continuato a colpire la mia bella capocciona. Va bene, il nostro bastone del nero è stato abbastanza utile, avete visto ragazzi. Ho voluto coordinare la ultimate della nostra Fenice, però non siamo riusciti a fare il nostro meglio. Purtroppo Terror Blade, maledizione, come ha fatto a farsi beccare. Vediamo di completare la nostra partita al più presto, ora che abbiamo eliminato anche le caserme. Allora, vediamo un pochettino. Ragazzi, ho visto che queste partite di Dota 2 vi piacciono molto. Queste partite appunto su Dota 2 vi piacciono molto. E ho fatto la prima partita con Juggernaut. Ho voluto aspettare qualche giorno, appunto circa una settimana, proprio per vedere un po' la vostra opinione su questo gioco. Ho visto che vi è piaciuto tantissimo. Ho notato davvero tanti commenti positivi, ovviamente anche commenti negativi, perché non è un gioco molto comune, ovvero questo genere è un genere un po' diverso dagli altri generi comuni e sicuramente può anche piacere.
Però ovviamente ho apprezzato anche le critiche negative, ma ho deciso di portare avanti questa serie perché mi piace molto. Ovviamente avete visto, queste partite sono molto competitive ed è un gioco al quale gioco davvero da tanto tempo. Vi ho detto appunto al Frostivus 2012 già c'ero, quindi un paio di annetti li ho passati a questo gioco. Davvero mi piace molto anche mostrarvi queste partite in multiplayer. Le guide le ho abbandonate un po' perché mi piace più combattere nel vero senso della parola nel campo di battaglia. Quindi vediamo di ritornare nella nostra partita. Attenzione, mentalità di combattimento. No. Avevo stunnato la persona sbagliata al momento sbagliato, ma non potevo fare. Ragazzi, non perdiamo la partita adesso, non mi fate arrabbiare. Cerchiamo di stare calmi, ok? Ecco, questi sono i momenti. Thank you. Lo so, amica mia, ci ho provato, ma non volevo. Thank you for stun. Ci ho provato. Qui, nulla. Lo so, amica mia, ho sbagliato, però posso farci nulla. Capita ogni tanto di sbagliare, di missare il colpo. Sono lì? Attenzione, Rubik. E lui? Ah, ok. Dov'è il nostro personaggio? Radiant structures are fortified. I am under attack. As you wish. Ah, ecco, lo sapevo io. I flow on. Ok, guys, let's push. Yes. I've got Black Hole. Purtroppo non abbiamo la ulti di Mirana. A path integral to victory. Ah no, te ne stai andando. Vabbè. As you suggest. Can you use your horn, please? As you wish. L'ha preso. L'ha preso, dai, l'ha ammazzato, ce l'ha fatta. Unstoppable. Calma, non so se buttarmi o no, perché questi giocatori si lanciano. Ah, niente. No. L'ho presi tutti, però ho sbagliato di grosso. Andiamocene. Lo sapevo. Non dovevo buttarmi. Ne abbiamo ammazzati un paio, però non dovevo buttarmi. Non credevo che Phoenix fosse stata distrutta così presto. Vediamo se il nostro Blood riesce a fare qualcosa. Ah, non ci voleva. Eccola che arriva Mirana adesso. Batteria di attacco. Eccole. Salto in aria. Eccolo lì. La freccia non ce l'ha più. Un pochettino con l'occhio di Scadi. No, non ne ha occhio di Scadi. Meno male, l'avrebbe uccisa. Ah, no, maledizione. Come ha fatto a non vederlo? Tripla di Medusa. Vediamo se riusciamo a gettare a terra queste ultime baracche. Sta arrivando qui Rubik. Non fare ridere i polli, Rubik. Non hai rubato nulla. Guardate che corriere figo. Chi è quello dei Pirati dei Caraibi? Il dottor appunto Polpo. Eccolo lì. Attenzione, il nostro Terror Blade. Vediamo un po'. Fatto a pezzi. Maledizione. Vuole uccidere per forza Rubik. Non va. E ragazzi, attenzione che le partite davvero possono essere rimontate in una maniera unica anche in questi casi, Tanto non abbiamo ancora completato nulla. Come va la protezione di Shiva? 4007. Dobbiamo evitare di fare tutte queste stupidate. Avete visto? La nostra squadra adesso si sta perdendo un po' in atteggiamenti strani e non stiamo riuscendo più a fare niente. Non riusciamo a finire la partita. Vediamo se possiamo scendere sotto. Wait, Phoenix. Ok. Eccola. Guardate come muore, ragazzi, Acceleration. A new location. Action principle. Action principle. Yes. Facciamo Roshan. Let's do Roshan. I've got sentries. Ah, non ho più spazio. Vabbè. Importanti sono le sentry. C'è nulla. I propagate forward. Vai, dai, abbiamo 40 secondi. Dai.
Metto anche l'impulso di mezzanotte. Non so perché ha fatto lo stile del Manta. Io non lo uso mai Terrorblade, però non so se è un ottimo oggetto su questo personaggio. Forse sì, perché aumenta anche il danno delle copie. Più copie, più danno. Però prendetela, però. Eccola qui, bottiglia. Vabbè, certo. Eccola via, amico mio. Let's push, guys. I've got black hole. Mirana, come here. Eccola qua, Mirana che va via quando stiamo pushando. Maledizione. Sarebbe meglio avere un team proprio di 5 persone in chat, però eccola che va via, maledizione. Non capisce, ci deve dare una mano. Mannaggia, top. Non siamo riusciti a pushare. Eccola qua. Devo essere rapido, ragazzi. Se riesco a ingaggiare bene vinciamo il teamfight e vinciamo anche la partita. Tutto sta nella mia abilità. Anche negli altri, però se riesco a ingaggiare bene io è finita. Per gli avversari. Dai. Bellissima. Un po' troppo presto, però vabbè. Your top tower Dai, is dai, under dai, dai. attack. Presi. No, chi mi ha stunnato? Your top No, tower è is passato under attraverso il attack. bastone del Re Nero. Lo sapeva. Non me ne ero neanche accorto. Maledizione, si sta morendo. Amico mio. Dai. The enemy's Ehi, no, mi ha preso. Dai, Terrorblade alla grande. Eccolo, distrutta anche l'altra caserma. The enemy's bottom Adesso siamo un po' a barracks has cavallo, fallen. Arriva Scorpioncione. Re Scorpione, The Rock in persona. Bella mossa, amico. Grande. Non ce la fai a uccidere Pudge. Mentre con l'uncino ti fa secco. Vabbè. Siamo riusciti. Ah, no, aveva l'Egidia. E non ho capito perché si è lanciato. Ma guardate Pudge. Guardatelo. Attenzione, il colpaccio. E dobbiamo adesso solo distruggere le baracche top ed è matematicamente vinta la partita. Attenzione, non mi piace perché stiamo perdendo adesso a fine partita. Cioè a inizio partita ce la siamo cavata proprio benissimo, abbiamo schiacciato gli avversari, adesso ci stiamo un po' perdendo in stupidaggini. Anche perché Medusa sta recuperando. Noi abbiamo dei carry ben farmati, avete visto li ho presi tutti col buco nero. Però purtroppo lo stun di Medusa va oltre il bastone del Re Nero. E ripensandoci, con questi soldi che abbiamo disponibili potremmo fare qualcosa di importante. Come per esempio la pipa non direi, ma una falce di vise potrebbe essere utile. In questo caso sì. Le nostre sentry eliminiamole un attimo. Sì, facciamo la falce divise, ragazzi, perché se riuscissi a maializzare, chiamiamola così, la nostra grande Medusa, sarebbe davvero molto più semplice. Tanto il Re Nero quanto ha? 7 secondi ancora, vabbè. Siamo top. È stato un bel teamfight però, Due squadre abbastanza equilibrate siamo. Andiamo. Olè, Terrasque. Ehi, chi c'è qua? Che mi ha preso? Ah, ecco. Perché maledizione? Non dovevi. No, il Re Nero. No, il buco nero. Non ci credo. Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo il buco nero pronto. Black hole. Radiant structures are fortified. Oh, vabbè. The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. You now have mega creeps. Vuole Rubik, maledetto qua. Rubik messo per fregarmi. Non vuole questo dannato. Maledetto, me l'ha preso.
Nonostante il re nero me l'ha rubato. Vabbè, siamo morti, ma gli avversari anche. Ah, ce l'abbiamo fatta. Sì. Lasciate perdere Windrunner. Non capisco, guardate che giocatore. Non capisco. Cioè, stiamo vincendo. Perché dobbiamo far morire la squadra? Falla a pezzi. Oh. Distruggiamo la base. E siamo riusciti a vincere la partita, ragazzi. Ormai GG WP, ovvero game win. Perfetto. E a quanto pare la partita è stata molto combattuta anche nell'ultima fase. 43 minuti, poteva finire anche 10 minuti fa, un quarto d'ora fa. Però è stato anche più interessante condurre fino alla fine la partita. Bene, spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Ho giocato al massimo con Enigma. Ho fatto anche una partita abbastanza buona. Ovviamente la vostra opinione è quella che conta. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vediamo un pochettino che cosa abbiamo vinto, tanto per curiosità. Vediamo un po'. Vediamo. Ma niente di che. Comunque siamo riusciti a completare la partita alla grande. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo all'interno della prossima partita qui appunto su Dota 2. Ciao a tutti ragazzi.